Buondì cari amici da Maratona Veneta, la parola è ancora che è l'ultima parola che è S perché siamo agli ultimi 7 di della Maratona Veneta e la parola qua è S è la parola sentisto. Allora, cosa se io sentisto? Sentisto è il participio passà alla Veneta del verbo sentir. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che sto qua in italiano è se sto qua sentito. Lui ha sentito, egli ha sentito, essi hanno sentito in italiano. In Veneto, sta roba qua, la se sentisto. Perché dico sta roba qua in Veneto la se sentisto? Perché sta forma qua, con la st, la se è la forma tipicamente veneta. In Veneto si può dire però anche altri due modi, specialmente sui verbi in ire come sentir, partir, ecco, ma mia tutti, ma sentire in particolare è anche questa funzione qua. Ovviamente in Veneto si può dire anche sentio e in certi casi, per imitazione di qualche altra coniugazione in realtà, si può sentir dire anche sentuo. Quale dei tre è corretto? Tutti e tre sono corretti. Tutti e tre ha una spiegazione sostanzialmente. Quello più veneto di tutti resto qua perché è quello più particolare. Veneto è presente dappertutto. Sebbene che i veneziani dicono che io non do para mia, ma se dice una roba così, vuol dire che ogni do para pico che era il veneziano che si cata sui dizionari o che nei dizionari se io contare baiotte. Se evidentemente la prima. E allora bisogna che studiamo la nostra lingua perché non esiste lingua al mondo che i parlanti possa dire di conoscerla davvero se non conosce cosa che è successo appena prima in storia linguistica. In Veneto si può dire, sto qua con la O finale, la se è il mascolino singolare. Ovviamente se sei una femmina la vo sentista, no? Perfetto, sentista, dico sentisti, ma anche sentia, sentua, eccetera. Può capitare in questi contesti qua che la vocale finale la casca e dunque che certe varietà che le me fa tutta la me fa tutti i due generi e il singolare il plurale genere e il numero lo go sentio la go sentia li go sentì le go sentie perfetto ma che si qui anche dice lo go sentì la go sentì li go sentì le go sentì e cosa vuol dire? Che potremo in Veneto mettere o non mettere la classificazione del mascolino, femminile, singolare, plurale. Possiamo mettere, ad esempio, manca non mettere in questi contesti qua dove la parola praticamente risulta troncata. Difatti l'accento mettiamo portante stesso per la regola ortografica che vi spiegherò magari se faccio dei video in particolare su roba di ortografia vi risegnare questa roba qua. Se sto sentist invece non può mica sparire sta O qua fuori che inte l'alto e veneto, il beunese e San Capiave, ma tutti che altri, nessuno può dire la go sentist col femminile e coi plurali e la vocale resta sempre solo col singolare la può cascare solo in tel beumat, sostanzialmente in l'alto veneto. In tutti gli altri casi, anche quelli che queste qua sotto le cava, qua lui le cava mia. Vediamo che anche in te varietà che se una sola regola di base, perché qua che se un avvicinamento vocalico, qua invece no. E ora vuol dire che c'è qualcosa di differente qua da dover ragionare. E faccio notare che questa possibilità qua di avere una vocale che tiene su in ni o in u, e poi per la terza, diciamo, per i verbi in ire, è una roba abbastanza normale. Dante su Divina Commedia, dopo due participi passai sostantivai del verbo ferire. Una volta dice ferite e da che altra dice ferute. E c'è questa roba delle sentite e sentute, per esempio, no? Che so sicuro che da qualche parte, anche in Toscana, venendo fuori dal sistema latino, qualche d'uni ne ha scritto sentuto, no? E invece del sentito, so sicuro. Perché? Perché par sistema, vi ricordavo la roba di ieri che abbiamo parlato, par sistema da qualche parte, se si devo studiare bene la questione, là cavarò un punto e sicuramente anche se. Le conseguenze, che modo domandarsi cosa che è questa roba qua, perché stedo qua le secata anche, dicevo, in toscano, in tante altre lingue, che c'è questa possibilità qua, e anche in altri verbi, non so, gavuo e gabbio, dice qualche d'uni, no? Il verbo abere, gabbio e gabbuo, tutte e due.
ma sto qua da dove vengono fuori? Sto qua non è mia in toscano, che è mia in altre lingue. Sto qua che è per esempio anche in che altre lingue neolatine, ma sto qua, ecco, se è una roba che la sei veramente solo veneta, al manco rispetto all'italiano. Purtroppo non so dirvi se sei in furlan e in lombardo, però se qualcuno ne sa di simio, perché non ho studiato abbastanza queste altre lingue per saperlo, però sto qua è veramente interessante. E ora, se la roba, facciamo ipotesi che dopo va a verificare, così funziona la scienza, no? Se la roba che è solo in Veneto, potrebbe essere che sta qua sia un'avanzaura di un passà fatto alla Venetega. Se vi guardate il video di ieri, Venetego. Opzione 1. Ma se la realtà dei fatti, popperianamente, la ne falsifica sta teoria, dunque veniamo a catare che anche del milanese, anche del piemontese, se puoi fare il participio passare con la sta opzione qua la sparisse. E ora che andiamo a catare un'altra opzione, da dove potrebbe venire fuori? La mia opinione, qua vedi sti video li faccio dicendo che non so che mi metto a studiare un libro intero per fare ogni video. Questo qua è un po', diciamo, un stato dell'arte di quello che si può sapere sul Veneto senza diventare matti. Dunque è una roba che vuole essere divulgativa, che non ha da imporre di andare a studiare una monografia sui participi passati, no? Ecco, sta roba qua, visto che il Veneto si considera un dialetto, non viene sufficientemente indagata su quale potrebbe essere le sue effettive origini di questa forma qua, potrebbe essere che sia un morfema che resta dal passà remoto, dal perfetto del latino, no? Tu avesti, per capire, abuisti abuistis in abuisti, sì, mi pare di sì. Comunque questo là potrebbe essere un vanso da quella roba là, che siccome che in Veneto passato remoto non esiste più, tutta la classifica là dei verbi la è stata buttata via, può essere che si resta morendo che il concetto è visto che comunque il participio passà ha un aspetto perfettivo, dunque sentisto vuol dire che la roba l'avevo sentita prima di adesso, e il perfetto come verbo, dunque quello che in italiano viene chiamato passato remoto, che in Veneto non è, e per definizione perfetto vuol dire cosa, roba terminata, finia, potrebbe anche essere seria compatibile che sta morfologia si è passata da che la roba dal perfetto latino al participio passà veneto, o magari anche a lombardo, ma ad esempio ovviamente amici lombardi, perché qua da Veneti si occupiamo del Veneto e rendendosi conto che tante volte questa storia che i dialetti in Italia si stai ignorai, dove che invece dovrebbe essere tanto più studio e tanta più comprensione. È anche un bel laboratorio del Veneto per capire bene come che si va a formare e come che si forma le lingue, perché io non mia finita qua, non sapevo mia quante lingue che potrebbero venire fuori andando avanti dalle combinazioni e dagli eventi che succederà che non potremo sapere. Vabbè, per esempio, perché sembra che dico robe fuori di testa, può anche essere, ma mettiamo che vada su da 300 metri, non sa mica 300 metri, vabbè, facciamo finta che vada su dai 100 metri tutte le acque. Cosa vuol dire? Che il Veneto resta qua, sparisce tutto quello che sei entro i 30 metri, 100 metri sul livello del mare, e dunque il Veneto in futuro restaria solo il Veronese d'anco. E cosa voglio che vi facciamo? Così sarebbe, cavo forza maggiore, sarà così. E ora che abbiamo da ricordarsi che il mondo non è finito e che le robe che ne ha insegnato a scuola 20, 30, 40 anni fa, lo dice anche la scienza, le si sa desuete e bisogna stare aggiornati. Qualsiasi professione che ti capi fatto, se tu diventavi avvocato 20 anni fa, non ti puoi più essere ancora se non ti riesci a essere aggiornato con tutti i cambiamenti che sono stati. Vai per tutte le materie e vai per tutta la realtà. Vai anche per le lingue, specialmente se sei la tua. Boh, anche per quello che abbiamo fatto, il nostro sabato con Maratona Veneta, questo qua era l'ultimo sabato della Maratona Veneta, manca 94 episodi e niente, ci vedremo domani. Ciao!